Lo abbiamo visto, la crescita dei ricoveri in Veneto è ancora minima e riguarda in particolare le aree non critiche. All'azienda ospedaliera di Padova l'attenzione però è massima e si guarda quello che sta accadendo in Lombardia e soprattutto a Brescia. Sono andati a Padova Marco Madini e Matteo Mokorovic. 3-4 al giorno al posto di 1, massimo 2 di 15 giorni fa. L'incremento è minimo, ma la curva dà segnali di risalita. A malattie infettive a Padova, la dottoressa Anna Maria Cattelan conferma che i ricoveri per Covid in area non critica stanno crescendo. Casi comunque piuttosto impegnativi, spiega. L'età media 65 anni, spesso c'è bisogno dell'ossigeno. Da ieri sera 3 sono stati trasferiti in terapia intensiva. In Veneto il sistema per il momento tiene, ma i sanitari hanno imparato a guardare anche fuori, come già in passato alla Lombardia. A Brescia e in 8 comuni della Bergamasca è già zona arancione rafforzata. Gli ospedali qui sono saturi e questo preoccupa. Noi siamo vicini a Brescia, per cui è possibile che fra una settimana, che in genere è questo il tempo di differenza fra l'ondata lombarda e quella veneta, avremo un notevole aumento dell'attività e quindi del numero dei ricoveri. All'incremento dei malati non critici non corrisponde una risalita dei ricoveri in terapia intensiva. La situazione è stabile, racconta il professor Paolo Navalesi, ma bisogna stare pronti a correre ai ripari. Il timore ce lo abbiamo, peraltro non possiamo neanche paralizzarci in attesa che succeda, tenendo conto che i ricoveri in terapia intensiva arrivano sempre dopo i ricoveri in ambito ordinario. La risposta è essere pronti e capaci a variare sulla base delle richieste di quello che succederà. Siamo alla cronaca, si moltiplicano